Il ritorno in piazza qualche giorno fa del popolo secessionista a Barcellona ha riportato d'attualità la questione catalana. Non rinunceremo mai all'indipendenza, ha ribadito oggi a Lugano Carles Puigdemont, fautore del controverso referendum di 2 anni fa. L'ex presidente catalano, che vive tuttora in esilio in Belgio, era ospite del festival Endorfine. Lo abbiamo intervistato. Mercoledì, per la festa della Catalogna, 600.000 indipendentisti sono scesi nelle strade di Barcellona, molti meno rispetto all'anno prima, quando erano circa 1 milione. Come si può spiegare questo calo? C'è una certa disaffezione per la causa? È vero, c'erano meno persone rispetto ad altre volte, ma è stata comunque una manifestazione monstre. Non c'è un altro posto in Europa capace anno dopo anno di mobilitare così tanta gente. Quindi siamo seri, non guardiamo alle speculazioni, ma ai fatti. Le ultime 4 elezioni dicono che i movimenti per l'indipendenza sono nettamente i vincitori. In maggio Carles Puigdemont è stato eletto al Parlamento europeo, ma lo Stato spagnolo gli chiede di tornare in Spagna e giurare sulla Costituzione per poter accedere alla carica. Quello che vogliono fare le autorità spagnole non è abilitarmi come membro del Parlamento europeo, ma vogliono solo arrestarmi e mettermi in prigione per il resto della mia vita. Non è una questione amministrativa dunque, ma politica. Vogliono impedirmi di agire, anche se sono stato scelto da più di 1 milione di elettori. In ottobre è attesa la sentenza contro 12 dirigenti indipendentisti finiti in carcere in Spagna, rischiano pene pesanti. Fuggendo all'estero, Puigdemont ha evitato questo scenario, una scelta che molti gli rimproverano. Era evidente nel mio caso che il modo più efficace per lottare era quello di mantenere la libertà d'espressione e di movimento, di poter incontrare dei giornalisti, di poter partecipare ai dibattiti, di vedere dei parlamentari europei, in modo da ribattere alla propaganda dello Stato spagnolo. Il fronte indipendentista è molto più diviso rispetto al passato, in particolare il partito di Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalano, cerca un approccio più morbido con Madrid. Cosa farà Puigdemont? Voglio essere chiaro su questo punto, noi non rinunceremo né alla via del dialogo né a quella unilaterale. È arrivato il momento per la Spagna di accettare il fatto che in Catalogna ci sono più di 2 milioni di persone che vogliono decidere il proprio futuro. È inutile parlare di una fantasia ideale, di un'unità sacra e intoccabile della Spagna. Bisogna parlare di realtà. La politica deve occuparsi della realtà, non della fantasia.